Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 18:30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. Buongiorno e ben trovati qui ad Alto Mare su RPL. Puntata ricchissima di spunti e di riflessioni a cui non voglio decurtare neanche un secondo più del necessario, quindi velocemente le consuete informazioni tecniche. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del digitale terrestre. Non occorrono abbonamenti, cose particolari, è sufficiente che componiate 740 sul telecomando. Puntata speciale interamente dedicata alle imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi un ospite d'eccezione, uno dei massimi esperti di questioni che riguardano per l'appunto gli Stati Uniti. Abbiamo con noi l'ambasciatore Giulio Terzi. Eccellenza, buongiorno. Buongiorno Sara, buongiorno a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi. Grazie per aver accettato l'invito. Incominciamo però la puntata con una introduzione altrettanto particolare e speciale, introduzione a quello che sarà anche il convegno dedicato sempre a temi americani che RPL trasmetterà questo pomeriggio a partire dalle 16. Abbiamo di nuovo qui ad Alto Mare Angelo Polimeno Bottai, vice direttore del TG1 e presidente dell'associazione Eureka, di cui l'ambasciatore Terzi è anche presidente del comitato scientifico. Angelo, benvenuto. Buongiorno Sara e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Padania. Grazie anche a te per essere con noi. Ci introduce a quello che sarà giusto appunto il convegno del pomeriggio? Sì, noi oggi pomeriggio alla Stampa Estera a Roma, con inizio alle 16:15, affronteremo proprio il tema delle elezioni americane e cercheremo di capire come potrà essere l'America, come potrà cambiare sia nel caso in cui Trump dovesse rimanere alla Casa Bianca oppure dovesse passare il testimone a Biden. E lo spunto per questa discussione ce la dà un libro, L'America post-globale, scritto da un bravissimo giornalista americano che lavora a Milano, Andrew Spanhaus, e con noi ci saranno Giancarlo Giorgetti, che oltre a essere il vice segretario della Lega, lo sappiamo, è anche la figura che si occupa proprio della politica internazionale per questo partito. Ci sarà Massimo D'Alema, anche lui tutti quanti lo conosciamo, già ministro degli esteri, oggi presidente italiano europei, e Germano Dottori, che è uno studioso di strategie che lavora anche tra l'altro per la Luis Guido Carli. Ecco, è un libro, dicevo, che ci dà l'occasione di cercare di capire come sarà l'America dopo questo voto che si presenta così come uno scontro all'ultimo sangue. Abbiamo visto nel primo faccia a faccia tra Trump e Biden che non c'è stata esclusione di colpi da una parte e dall'altra. Questo è il tema centrale naturalmente, e poi cercheremo di capire che cosa conviene all'Italia, all'Europa e all'Italia. È auspicabile che si abbia una conferma di Trump o è preferibile invece che alla Casa Bianca subentri Biden? Questa è un'altra domanda che rivolgeremo soprattutto a Giorgetti e ad D'Alema, ed è
possibile, probabile che avremo risposte diverse. Certo, dialogicamente altrettanto frizzanti come è stata appunto l'interlocuzione fra Trump e Biden della scorsa settimana. Esattamente. Tra l'altro, Angelo, è un tema questo che sembra scontato, ma che è di fondamentale importanza per tutti noi. Che cosa succederà all'Italia, come si collocherà l'Europa? Una domanda banale, ma assolutamente portante e cruciale per il nostro futuro. Sì, poi tra l'altro in questo libro, con grande lucidità, questo libro di Spanhaus, con grande lucidità esamina quello che è successo in questi 4 anni di presidente Trump, no? E carte alla mano e documenti alla mano dimostra come in realtà ci sia stato il tentativo di incastrare Trump con delle accuse a fini politici totalmente infondate, ma con altrettanta lucidità e trasparenza si sottolinea anche il fatto che in realtà Trump le sue promesse elettorali in campo economico e in politica estera in realtà le ha mantenute fino a un certo punto. Quindi è un libro, dicevo, molto molto utile in questa fase, perché senza pregiudizi ci presenta un quadro della situazione veritiero, cosa che a volte, faccio un'autocritica, noi giornalisti in realtà fatichiamo a fornire, perché tutti siamo un po' condizionati dalle nostre ideologie, convinzioni, eccetera, e quindi un po' sotto sotto si parteggia da una parte e dall'altra. Ecco, certo. Invece questo libro ci aiuta veramente a capire come stanno le cose. Penso che sia utile. Volevo sottolineare il fatto che andremo in diretta su diversi siti, naturalmente sul nostro di assoeureka.euro, ma anche gli ascoltatori di Radio Padania potranno seguirlo sul sito di questa emittente. Vi ricordo l'appuntamento alle 16:15, noi saremo alla Stampa Estera a Roma. Assolutamente sì. Ti ringrazio, Angelo, per questa introduzione. Vi lascio in compagnia dell'ambasciatore Giulio Terzi, che è veramente un grandissimo esperto di politica internazionale, è stato, oltre che ministro degli esteri, ambasciatore in sedi importanti, e forse per quanto riguarda gli Stati Uniti è il massimo esperto che abbiamo in Italia di questa realtà. Quindi siete in ottima compagnia. Sì. Grazie. Grazie buon Angelo, dibattito. Grazie mille. So già che purtroppo combatteremo con il tempo, perché fisiologicamente il tempo sarà troppo poco per sviscerare e approfondire tutte le questioni che tu ci hai introdotto, però ci proviamo. Ci riuscirete sicuramente. Senz'altro. Buon dibattito. Grazie Angelo, grazie per questo tuo intervento, buon lavoro e a questo pomeriggio per il convegno. Ambasciatore, eccola. Eccoci, buongiorno. Grazie ancora per aver accettato l'invito. Allora, ambasciatore Terzi, cominciamo dal principio, quindi facciamo un passo indietro nel 2016. Le vere ragioni della vittoria, ancorché di misura, di Donald Trump. Una certa parte della stampa, ce lo ricordava anche Angelo Polimeno Bottai, si è prestata a una facile narrazione di stampo ideologico, tirando anche in ballo quelli che poi sono stati gli attacchi legati a Russiagate. La verità è che lo zoccolo duro, la base del consenso a Donald Trump, è arrivato dalla classe media in condizioni di forte difficoltà per quella che è stata la decrescita e il depauperamento della filiera manifatturiera negli Stati Uniti. Esattamente Sara, ma mi consenta, che se il tempo è pochissimo, di dire semplicemente una parola al mio presidente di Eureka, Angelo Polimeno Bottai, che fargli l'augurio per il dibattito di oggi, che è estremamente importante, con persone che hanno una grande competenza, esperienza di politica estera in diversi ambiti, ma soprattutto un po' di reagire anche in modo ironico al suo invito, alla sua anticipazione, che è quella di dover fare un'analisi di quale sia l'interesse del nostro paese, cioè l'interesse nazionale per l'elezione americana in un senso o nell'altro, cioè se ci convenga una conferma di Trump in termini generali o un ritorno di Biden alla Casa Bianca come presidente questa volta. E qui io devo dire una cosa che cerco sempre di sostenere, che per l'Italia l'America
retorica è da 70 anni, ma anche da molto prima. Vogliamo tornare a Garibaldi durante la guerra di secessione, quando Lincoln gli aveva offerto il comando di un importante corpo di spedizione, addirittura di tutte le forze americane, per combattere, perché fosse lui il condottiero nella guerra di secessione. Vogliamo risalire ancora più indietro, a Phil Mazzei, il grande pensatore, uomo d'azione, di pensiero, amico di Benjamin Franklin, e ancora i contatti fra Franklin e dei grandi giuristi italiani sulla scienza della legislazione, della scuola di Napoli. Insomma, per l'Italia gli Stati Uniti sono un riferimento fondamentale, storico, radicato nella nostra identità. È radicato e rinforzatosi ancora di più dopo l'adozione della Carta sui diritti dell'uomo, di Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, la Carta Atlantica, lo Statuto delle Nazioni Unite, tutte cose che hanno visto l'Italia posizionarsi, spesso a fatica, con grandi difficoltà. Siamo rimasti fuori dal Patto di Varsavia e dalla Grinfia e dall'URSS unicamente grazie all'opera eroica ed abilissima di alcuni statisti, soprattutto il presidente Einaudi, e di personalità della politica italiana che hanno saputo fare da contrappeso a quella virulenta, violenta occupazione di spazi europei nei quali noi eravamo in bilico e che rischiavano di essere fagocitati dal mondo comunista. Ora il mondo è diverso, ma il mondo comunista esiste sempre nella lontana Asia, ed è lo stesso mondo comunista di quello che esisteva quando gli americani hanno dovuto liberarci. Evidentemente nessuna persona con un minimo di intelletto immagina di fare scenari di conflitti combattuti o di cose che vadano al di là delle tensioni a bassa intensità. In qualche modo non è più fra est e ovest, ma in qualche modo si configura ancora uno scenario di lunga sofferenza, perché le tensioni provocano sofferenza, provocano anche scontri diretti di cui soffrono le economie, le società civili, le persone in genere, ma abbiamo adesso questa frizione fra Cina e mondo retto da democrazie libere, da popoli liberi, che si fa capolino. E allora in tutto questo qual è la convenienza italiana, per riprendere Angelo nella sua anticipazione del dibattito di oggi? Cioè, ci conviene l'uno, ci conviene l'altro? Ecco, io direi che in relazione a quello che ho appena detto sull'importanza dell'America per sé, questo colossale paese, realtà geopolitica, cultura, noi dobbiamo essere estremamente rispettosi dell'istituto della presidenza. Dobbiamo essere rispettosi e avere un rapporto il più stretto possibile col presidente americano, chi esso sia. E soprattutto credo anche che abbiamo un po' di lezioni apprese da ricordare. Schierarci apertamente a favore dell'uno e dell'altro non fa bene né agli italoamericani, né a noi stessi, né ai rapporti fra i due stati. Ricorderò sempre quella infelice presa di posizione, quell'endorsement, quella specie di indicazione sacramentale data da un presidente del Consiglio italiano nella sua ultima visita a Washington, in cui si dichiarava col presidente Obama in pieno sostegno di Hillary Clinton. Ecco, io conosco bene Hillary Clinton, so di dire una cosa che non è forse molto popolare neanche fra tante parti del pubblico, anche ho tantissimi amici, anche di parti politiche che sicuramente non apprezzano la legacy né di Obama né della Clinton, ma dare quell'indicazione, secondo me, è stata profondamente sbagliata. Non sono napoletano, quindi non vado a dire che non ha portato bene, ma credo che è stata un'esperienza da non ripetere. Gli endorsement italiani è meglio che non ci siano. Certo. Eccellenza, tra l'altro grazie infinite per questa doverosissima premessa e per questo excursus storico che ci ha proposto. Ha anche citato Luigi Einaudi. Mi piace pensare che ora più che mai, prima di parlare, prima di esprimersi a proposito di questioni così cruciali, bisogna davvero conoscere, discutere e solo alla fine deliberare, un qualcosa che in certa parte della nostra politica purtroppo manca. Mi fa piacere che lei ricordi il conoscere per deliberare einaudiano, che era anche quello poi di alcuni suoi
successori nella corrente liberale e è diventata poi anche parte importante del pensiero radicale di Marco Pannella, la questione del diritto alla conoscenza dei cittadini, del popolo, quale elemento costitutivo di una società organizzata che si basi sulla legge, sullo Stato di diritto, sul principio che nessun governante, nessun uomo di potere deve comandare sulla legge, ma è la legge che comanda sul potere politico, sulle istituzioni. Ed è la legge, attenzione, ai sensi anche di moltissime dichiarazioni dell'ONU, sono 14 anni che oramai l'Assemblea Generale codifica e ricodifica in questa materia, ha fatto entrare il principio del riconoscimento universale dello Stato di diritto. Certo. Attenzione, riconoscimento del principio, non attuazione. Sappiamo quanto l'attuazione sia molto lontana in diversi paesi di cui parleremo, un po' lontana qualche volta anche in Europa e in alcuni casi anche non compiuto come Stato di diritto anche oggi. Ma si parla di organizzazioni statuali create e sostenute da un voto libero, autonomo e non condizionato del popolo, sulla base di elezioni fair e oneste, cioè oneste e libere, free and fair, dicono gli americani, e deve essere anche uno Stato nel quale c'è una chiara divisione di poteri, secondo i principi classici del liberalismo, un legislativo, un esecutivo e un giudiziario. Quando queste cose si confondono, quando il legislativo, l'esecutivo comanda il giudiziario, questo si allontana molto dallo Stato di diritto. E questo credo che sia, per riprendere quel rapido accenno ad Einaudi, ma non potevo anche mancare di un accenno a Marco Pannella, di cui sono profondo ammiratore, soprattutto per alcune battaglie, come quella contro la pena di morte alle Nazioni Unite, contro le mutilazioni genitali femminili e per il sostegno del diritto alla conoscenza. Certo, battaglie sulle quali torneremo, eccellenza, in una prossima puntata naturalmente di Alto Mare. Tornando al discorso delle elezioni americane, facciamo davvero un rapido excursus su quelli che sono stati questi 4 anni di presidenza Trump. Dicevamo in incipit, la sua base, il suo zoccolo duro si fonda sul consenso della classe media, una classe media fortemente depauperata negli Stati Uniti. Classe media in via di evaporazione, perché se si guardano gli indici del divario di ricchezza è cresciuto esponenzialmente durante la crisi e nel corso della crisi Lehman Brothers, dove sappiamo che i finanziamenti, gli incentivi per 2 volte nell'ottobre, ancora con il presidente Bush, nell'ottobre del 2007, ma poi nel gennaio del 2008, il grande intervento finanziario massiccio della presidenza Obama, parliamo già all'epoca dell'ordine di molte centinaia di miliardi, quindi si è superato il trilione già all'epoca, 12 anni fa, per far rivenire fuori l'America da queste crisi. Questo è riconosciuto da tutti che la veicolazione di questi enormi finanziamenti e sostegni è andata soprattutto a vantaggio già all'epoca della presidenza Obama. Quindi diciamo che questo è un trend che caratterizza sia un'America democratica a guida democratica che un'America a guida repubblicana. E ho detto prima appunto che il primo intervento massiccio in economia era stato fatto da George W. Bush. Certo. E quindi il grande aumento di ricchezza, di profitti, di concentrazioni azionarie, di riacquisto di azioni societarie proprie da parte di chi governava le aziende e di finanziarizzazione dell'economia. Tutti questi fenomeni sono continuati a crescere nel primo e nel secondo mandato della presidenza Obama. Quindi i grandi profitti, la supercapitalizzazione della società americana è andata in questo senso. I divari di ricchezza fra quella che lei giustamente ha definito classe media, ma che definirei meglio bassa classe media, senza che il termine bassa indichi nient'altro che un elemento statistico, e
l'1% o addirittura lo 0,1% dei detentori della grande ricchezza è continuato a crescersi, questo divario. È Certo. una forchetta che si è continuata a divaricare. Gli interventi correttivi con azioni di politica sociale, con l'Affordable Care Act, la grande questione dibattutissima, che è veramente un fumo negli occhi per i repubblicani, ma è la sua abolizione è un altrettanto fumo degli occhi dei democratici. L'Obamacare. L'assistenza sanitaria. Non parliamo, guardiamo bene, mi guardo bene, non parliamo dell'assistenza sanitaria universale, garantita a tutta la popolazione come avevano proposto Sanders e il gruppo veramente della sinistra liberal americana. Volevano ed Elizabeth Warren, volevano una grande immissione di finanziamenti per addirittura dell'ordine di diverse decine di miliardi di spesa per assicurare a tutti un po' quella situazione che esiste in alcuni stati europei come il nostro. No, l'Affordable Care Act riguarda alcuni miglioramenti molto significativi. Riguarda per esempio il fatto che le assicurazioni che ogni dipendente, attraverso magari il datore di lavoro o personalmente, a seconda del livello di reddito, è chiamato a stipulare con organizzazioni assicurative private, che ci siano delle clausole che non penalizzano, per esempio, chi ha già delle patologie pregresse, chi ha già dovuto ricorrere, eccetera. Quindi questa era, in grande sintesi, la riforma sanitaria di Obama. La fine del mandato Obama e l'arrivo alla presidenza di Trump ha rimesso tutto questo in discussione. Ha rimesso in discussione la politica sulla salute, quindi perché l'idea, ma io mi ricordo anche, proprio ero a Washington durante la presidenza Obama, sin dai miei primi giorni ho potuto constatare che c'era un'animosità e un conflitto fra democratici e repubblicani su questa cosa dell'assistenza sanitaria, che era estremamente forte, è passata per un miracolo al Congresso americano solo quando gli americani hanno avuto i democratici sono riusciti ad avere una maggioranza sufficiente nell'intero Congresso, ma era un elemento durissimo ed era più che naturale dal suo punto di vista che Trump, per farne un cavallo di battaglia all'interno del partito e quindi ottenere la nomination, mettesse l'abolizione dell'Affordable Care Act di Obama come bandiera e vessillo per la battaglia contro i democratici. Ora, tutto questo si combina a tutta una serie di altre cose. Qui voglio fare una brevissima distinzione di quali sono i contenuti, perché dal confronto televisivo che qualcuno ha definito esagerando, una vergogna per l'istituto della presidenza, questo dibattito interrotto, scambi di insulti, eccetera, non si è capito praticamente niente, tant'è vero che non ha spostato, credo, in modo pressoché irrisorio le propensioni dell'elettorato. Ma sui contenuti, indubbiamente, questo era uno. Il secondo contenuto è certamente una politica industriale di occupazione e di crescita, ma orientata, e questo evidentemente va contro i gruppi di potere tradizionale, andare contro l'industria petrolifera, l'industria dell'acciaio, l'industria dell'automobile e altre forme di presenza politica, economica nella politica americana. Ricordiamo che i 2 senatori per Stato nella Costituzione americana sono stati messi perché dovevano essere sviluppate le reti ferroviarie est-ovest, e quindi nello sviluppo della rete ferroviaria la presenza di un rappresentante politico in Senato che rappresentasse lo Stato che poteva essere interessato alla ferrovia era un elemento politico estremamente rilevante. Certo. Quindi il discorso della lobby, John Kenneth Galbraith, sui grandi meccanismi del capitalismo americano, è ancora un libro che ha fatto una grande scuola che bisognerebbe anche rileggere. Certo. Quindi lo spostamento di Obama in politica economica su una realtà di chiamiamoci veramente di rivoluzione verso energie nuove, tentativo di incentivare la green economy, il tentativo di buttarsi sull'evoluzione tecnologica, l'aumento della spesa
nella ricerca, ricerca a tutto campo. Quindi questo è stato un elemento di grossa discussione, perché invece il Partito Repubblicano sappiamo bene che è portatore, non che i democratici non lo siano, perché sono anche loro portatori, infatti non è che tutto bianco e nero, cioè ci sono gli interessi trasversali che giocano nei due sensi, ma insomma da un punto di vista perlomeno di narrativa politica è stata questa la situazione che si è voluto portare avanti. Certo. Adesso cosa è successo? È successo che Trump ha avuto un notevolissimo successo, ha realizzato questa nei primi 3 anni di mandato, fino all'arrivo del Covid, ha realizzato una crescita, è riuscito a ottenere un aumento dell'occupazione. Lui lo dichiara come aumento mai avvenuto nella storia dell'America, nella storia del mondo, una creazione di posti di lavoro assolutamente miracolosa, eccetera. Beh, andando a vedere le statistiche c'è un po' di tara da metterci, perché questi fenomeni sono avvenuti dopo la crisi del 29, sono avvenuti ancora dopo la guerra, con tassi dopo la seconda guerra mondiale, con tassi di crescita estremamente rilevanti e con andamento delle borse. Anche quello è stato andamento delle borse molto sostenuto con la presidenza Trump. Indubbiamente è avvenuto il successo. Però cosa è successo? Eccellenza, ci fermiamo, approfitto di questa sua breve pausa per respirare, ci fermiamo per 1 minuto di pubblicità e rientriamo in studio. Perfetto, grazie. Grazie. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci, ben trovati per il secondo blocco di Alto Mare. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, ricordo che abbiamo con noi l'ambasciatore Giulio Terzi. Eccellenza, ben trovata. Grazie, è un piacere tornare. Senta, prima che proceda la sua disamina, vorrei sottoporle anche un paio di osservazioni a cui pensavo prima, mentre ci proponeva per l'appunto le sue riflessioni. Un dato riferito al passato, quindi al 2016. Lei prima parlava di classe media, o meglio, classe di media, diciamo di leverage basso, mettiamola così. Ecco, non è un caso forse che Trump abbia vinto notevolmente, abbia riscosso il maggior quantitativo di consensi e di voti proprio in quella Rush Belt, quindi in quella cintura arrugginita, diciamo così, di stati come la Pennsylvania, il Wisconsin, il Michigan, che maggiormente negli ultimi decenni hanno patito il depotenziamento di quella che è stata l'industria manufatturiera statunitense. Prima osservazione legata al passato, seconda osservazione che le sottopongo legata invece al presente. Faccio riferimento a uno studio pubblicato dall'Università di Harvard, in cui è stato elaborato un nuovo indice che dovrebbe appunto parametrizzare i livelli di occupazione negli Stati Uniti, il JQE. Si vede sì che certamente il livello di disoccupazione al momento è relativamente basso, si attesta attorno al 3,5%, però la qualità degli impieghi è bassa, nel senso ci sono molti lavori estremamente precari a basso reddito e non contrattualizzati. Guardi, dal punto di vista occupazionale, le ultime statistiche per il mese scorso hanno dato 600.000 erotti occupati
in più, se ne aspettavano 850.000, ma questo non è un problema, il Covid può produrre qualsiasi sorpresa, qualsiasi cosa. Il mese precedente, cioè non settembre, ma agosto, aveva visto invece una crescita superiore a 1.300.000 di nuovi occupati, quindi c'è stato un fenomeno che ha dimostrato la vitalità dell'economia americana. Il punto è che gli elettori, questo è quello che si chiama il gruppo assolutamente irremovibile nel sostegno al presidente Trump, che quanto sia percentualmente è difficile dire, ma insomma probabilmente si aggira attorno al 40%, fra il 35 e il 40%, è una folla di cittadini americani molto fidelizzati attorno a un personaggio fortemente carismatico. Certo, carismatico nei termini che piacciono a questi suoi elettori, quindi ci sono i Proud Boys, per dirne una, ci sono quelli che sono legatissimi alla tradizione delle armi, della libertà individuale, del fatto che certo non vedono di buon occhio l'immigrazione, ma sono soprattutto questi temi, io penso, che motivano la fidelizzazione. E il presidente Trump è stato abilissimo anche in politica estera a fare una cosa che io ritengo peraltro sacrosanta anche per l'Europa, di scoprire le carte con la Cina. Praticamente la Cina è un paese, l'ha dichiarato l'ex capo della National Security Agency americana qualche tempo fa, il generale Keith Alexander. Negli ultimi 10 anni, per ogni anno, ha sottratto un valore di ricchezza, sottratto quindi non in scambi legali e normali, ma con i metodi cinesi, cioè furti di proprietà intellettuale, spionaggio industriale e via dicendo, valori fra 150 miliardi di dollari e i 600 miliardi di dollari annui a seconda degli anni che consideriamo. Ecco, aver lanciato questa campagna sulla politica estera, sul fronte della politica estera, è stata una campagna anche estremamente sensibile per gli operai che perdono il posto facendo delle cose che si fanno in Cina. Il fatto del reshoring, cioè di riportare in America le catene del valore, è un termine, è una cosa estremamente utile, forte dal punto di vista elettorale, che ha fatto anche dimenticare, questa impostazione, ha fatto anche dimenticare quella che poteva essere invece un tallone d'Achille, che poteva essere un vero tallone d'Achille per questa presidenza, per una presidenza repubblicana, il fatto che i provvedimenti economici, la riforma fiscale soprattutto, la riforma fiscale è stata fatta diciamo all'80-90% a favore delle categorie diciamo di vertice e per il resto, che pure hanno beneficiato anche le altre. C'è stato un aumento del 4,5-5% nei salari medi, ma gli utili e i profitti dei grandi imprenditori, il chief executive officer, eccetera, cioè di quelli 1% che ricevo, sono stati esponenziali, del centinaio per cento di volte. Quindi però è stata così abile la narrativa del presidente anche sugli altri temi da mantenersi la fidelizzazione di questo suo nucleo di fidelizzati. Di consenso, certo. Ha citato, ambasciatore Terzi, la politica estera, a parte la Cina, che naturalmente sullo scacchiere internazionale rappresenta uno dei fronti più caldi, perlomeno per quanto concerne l'economia. Ci sono stati molti altri temi, molti altri fronti nell'ambito della presidenza Trump. Ci sono state delle storie di successo, a mio giudizio, e le storie di successo sono quelle dell'emersione, individuazione di una strategia da parte della Casa Bianca e dei suoi collaboratori che ha mantenuto una coerenza. La politica estera non è una cosa che vince facendo lo slalom. La politica estera è una cosa complessa, estremamente complessa da adattare alla realtà che si muove, richiede un consenso interno forte,
possibilmente di tutto il paese o di gran parte del paese, che purtroppo adesso non c'è né in America né in Italia. In Italia la politica estera è una situazione drammatica di essere divisa fra sostenitori a oltranza del dominio cinese sulla nostra economia, le nostre condizioni di sicurezza, la logistica, le reti, eccetera. Quindi purtroppo noi abbiamo anche qui una spaccatura di quanti invece sono molto preoccupati, buona parte dell'asse politico estremamente preoccupato di quello che stiamo svendendo alla Cina comunista. Quindi questo è un elemento. Ma per Trump questi elementi di continuità sono molto evidenti almeno su tre fronti. Uno, appunto, quello del rapporto con la Cina, nel lui ha stabilito delle linee che sono sul piano economico, ma anche sulle questioni di sicurezza. Parlo soprattutto del cyber, della necessità anche a fini militari dell'America di essere all'avanguardia nell'intelligenza artificiale, nei semiconduttori e nelle operazioni che sta muovendo. Qui una piccolissima precisazione anche su come si stanno muovendo gli americani, ma non soltanto gli americani. Oramai sono in costituzione, sono in formazione, non sono soltanto quei dibattiti un po' formali e che avvengono piuttosto di rado, per esempio alla NATO, per esempio all'Unione Europea, anche recentemente ce n'è stato uno, ce ne sarà un altro il 16 novembre prossimo, un Consiglio Atlantico dedicato alla Cina. C'è tutto il tema del controllo degli investimenti stranieri e della reciprocità sugli investimenti, sono questioni molto pesanti che riguardano l'Europa. Ma ci sono dei gruppi informali che si chiamano, che stanno cercando di utilizzare il G7 come base di partenza per un allargamento ad altri paesi nel formato, ad esempio, Democrazie 10, una proposta inglese di riunire insieme ai G7, riunire anche altri paesi come India, Israele, Corea del Sud, che possono essere considerati democratici e molto consapevoli e coinvolti anche nei valori della libertà e della democrazia, e dispongono anche di risorse tecnologiche molto considerevoli. E un altro che si chiama Tech 10, cioè i 10 paesi a tecnologia più avanzata, che comprendono il G7 e tre altri, alcuni di questi li ho già menzionati. In questo quindi si cerca di allargare la capacità finanziaria, di conoscenze e anche di massa critica di dati che sono che vengono ogni secondo veicolati a miliardi di terabytes nel mondo, perché è questa miniera di dati, di metadati, che serve allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Cina fa la parte del leone perché c'è quasi 1,5 miliardi di popolazione, ma non solo, ma oltre 1,5 miliardi di popolazione, tramite Huawei, ZTE, eccetera, magari fa anche delle cose che non sono proprio del tutto ortodosse con la legislazione europea e dei paesi nei quali queste aziende operano. Certo. Tra l'altro, ambasciatore Terzi, la Cina non solo conta su una popolazione ben numerosa, ma anche una popolazione studentesca, universitaria, astronomica. Quindi questo è un altro dei fattori critici di cui tener conto per poter fronteggiare l'avanzata del dragone. Assolutamente critico, non è soltanto il fatto di qualche centinaia di migliaia di studenti italiani che vanno all'estero, che sono specializzati nelle discipline scientifiche o in altre discipline, sono apprezzati anche all'estero. O non è soltanto la capacità di formare i centri di eccellenza. Sì, i centri di eccellenza devono essere una realtà, una normalità, non è l'eccellenza deve diventare normalità nell'era tecnologica che noi stiamo vivendo. I cinesi su questo corrono velocissimi, e il fatto di aggregare a questo sforzo dei paesi europei, americani, cioè di metterci insieme per portare avanti uno sforzo congiunto, collettivo, di teste, di capacità, di risorse, di ricercatori, è l'unico modo. Non è una gara semplice, è una maratona centuplicata,
che deve essere portata avanti per cercare di non diventare colonie tecnologiche, colonie economiche e alla fine anche colonie politiche di chi sappiamo. Certo, quindi sfruttare l'occasione della crescita economica cinese, evitando di svendersi a Pechino e di diventare subalterni di una realtà che assolutamente dal punto di vista politico e sociale non rispetta quelli che sono i valori occidentali, lo Stato di diritto di cui parlava lei poc'anzi. Esattamente così, perché quello che vediamo, la Cina esiste un pre e dopo coronavirus per tutto il mondo, ma diciamo che per la Cina è esistito un pre e dopo Xi Jinping. Non a caso Xi Jinping è stato definito da molti l'ultimo Mao, sono anche dei bei libri con questo titolo che sono usciti pochi mesi fa. E cosa vuol dire? Lui simbolicamente anche, se lo vede alle manifestazioni su piazza Tiananmen, manifestazioni ufficiali, sfilate militari, indossa l'uniforme maoista, indossa la casacca, ci tiene. Nei primi discorsi che ha fatto al momento dopo il suo insediamento nel 2012, uno dei primissimi discorsi rivolto agli iscritti, non so se era l'assemblea del Partito Comunista o comunque un grosso evento di iscritti al partito, ha detto, ha battuto su questo concetto. Noi abbiamo una responsabilità da comunisti e da eredi, da parte della storia maoista che ancora continua con noi. Abbiamo una precisa responsabilità di non lasciare accadere quello che è avvenuto in Russia, in Unione Sovietica nel 1989-90, con la disgregazione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e lo sfascio del tutto. E diceva Xi Jinping, bastava che una persona sola si levasse a parlare in difesa del sistema comunista in quel momento affinché questo processo si arrestasse. Voi non dovete fare assolutamente questo. E da lì cosa ha fatto? Ha accentrato i poteri della sicurezza dello Stato, oltre che dell'economia, i poteri militari, ha ridotto il Politburo, l'esecutivo di un paio di persone, ha incarcerato, fatto sparire tutti gli oppositori, soprattutto i generali che potevano dargli fastidio, si è fatto proclamare, ha modificato la Costituzione per diventare esattamente come Mao, presidente a vita, ed ha avviato una politica incessante, sin dai primissimi giorni della sua presidenza, a lanciare la Cina 2025 nel programma Cyber Intelligenza Artificiale, la Cina del Made in China del 2030, ad appropriarsi di uno spazio enorme di mare, del Mar della Cina, perché lontano centinaia di miglia c'erano degli isolotti sommersi, quindi considerati mare e non isole, non terraferma, che lui sosteneva di poter rivendicare contro qualsiasi convenzione internazionale di diritto consuetudinario. Quindi è partita questa aggressività cinese e poi si è inventato le vie della seta. Le vie della seta che ci hanno portato il Covid, fra l'altro, ma questo è un elemento casuale, le vie della seta sono un elemento di dominazione economica e finanziaria e logistica. Anche perché la crescita infrastrutturale dei collegamenti fra la Cina e l'Europa di conseguenza eccellenza incrementa anche la velocità con cui le merci cinesi possono invadere il nostro mercato, spazzando via, polverizzando, per utilizzare un termine che ha impiegato anche lei prima, quelli che sono invece i nostri prodotti. Assolutamente così, ma lei veda, e con una capacità di disegnare una strategia, dove ha puntato subito la Cina di Xi Jinping con le vie della seta? La via della seta cyber, dell'intelligenza artificiale, e qui ha Huawei, che è un organo dello Stato cinese perché dice di essere un'azienda privata, ma deve rispondere in base alla legge del 2017, deve rispondere continuamente all'intelligence cinese nel fornire gli elementi. Quindi sulla via della seta cyber ha dei mega gruppi, mega multinazionali avanzatissimi, a tecnologia avanzata, che hanno tanti asserviti o peraltro
persone di alta responsabilità, anche nel nostro paese, che le giocano in mano, non so, magari per motivi ideologici, di convinzioni politiche o anche per interessi economici, perché c'è tanta gente che è reclutata da queste aziende come special advisor, con posizioni interne al board, eccetera, quindi diventano organiche a questo sistema. Quindi la cyber, che è veramente la dimensione totalizzante, ma poi dov'è andata la Cina con le vie della seta? A costruirsi nel Mediterraneo, che è per lei fondamentale, certo, perché Pacifico, il Mar della Cina, Pacifico, Oceano Indiano, Suez, Mar Rosso, eccetera, sicuramente è importante, sono importantissime tutte queste linee di comunicazione marittima, ma il Mediterraneo è il 20% del commercio marittimo mondiale, quindi il Mediterraneo costituisce un elemento geopolitico fondamentale ed è andata a prendersi il Pireo, adesso punta su Taranto, dove guarda caso vorrebbe scalzare quasi la base americana mettendosi una base, non c'è nulla, ecco questo credo di doverlo sottolineare, forse la cosa più importante che vorrei potesse emergere ed essere capita bene da tutti gli ascoltatori di questa bellissima istituzione di informazione che è questa radio. Non esiste nulla nella struttura, negli apparati di governo, economici, informativi, cioè intelligence e militari cinesi, che non sia ispirato a un principio radicato ancora da prima di Xi Jinping della fusione civile-militare, che adesso è diventata poi fusione militare-civile, cioè qualsiasi porto di cui qualsiasi porto io mi approprio, vedo soprattutto la possibilità di utilizzo militare di qualsiasi canale di comunicazione, di rete telefonica, di fibra ottica, di qualsiasi tipo anche di comunicazione Internet of Things, eccetera. Bellissimo che loro ci descrivono come l'avanzamento della società, vivere un insieme a comunità, eccetera. La finalità prima è militare, è la fusione civile-militare. E da questo discende perché? Perché è il potere vero. Perché il potere vero per un paese che non gli interessa niente, a cui non interessa niente la decisione di una Corte internazionale di giustizia, per esempio, che l'occupazione degli isolotti nel Mar della Cina deve essere eliminata perché la Cina non ha diritto di occuparli, nel corso delle Filippine, la Corte internazionale di giustizia di 5 anni fa. Il ministro degli esteri cinese ha detto: ma cosa volete da noi? Noi siamo il più grande paese del mondo, non veniteci a porre dei problemi di paesi vicini che sono 4 gatti, che non contano niente, eccetera. Questa è la risposta. Quindi la forza è un elemento, non è una cosa teorica. La forza loro la utilizzano prima di qualsiasi altra cosa, prima del diritto, prima della diplomazia, prima dell'economia. Vedasi anche le rivendicazioni aggressive su Hong Kong e su Taiwan. Esattamente. Lì è stata, sono violazioni talmente enormi. Lei ha citato Hong Kong, Taiwan, le minacce, ci sono 60 incursioni al giorno di bombardieri cinesi al di là della linea mediana fra Taiwan e Hong Kong, il che potrebbe far scattare da un momento all'altro veramente un confronto, perché nel momento in cui uno di questi giochi di guerra dovessero essere percepiti dal governo taiwanese come l'inizio di un lancio di sbarco, questi incominciano e poi gli daranno la colpa che hanno reagito. Su questo non c'è dubbio, rischia di essere una cosa. Ma guardiamo anche all'interno della Cina. La Cina si è appropriata, la Cina comunista non aveva il Tibet. Non aveva sovranità sul Tibet, non l'ha mai avuta. Storicamente la sovranità cinese sul Tibet non è mai esistita. È una cosa che si è inventato Mao, perché gli facevano comodo i corsi d'acqua, le linee di marcazione, il controllo dell'India e dei paesi vicini. La Cina non ha mai avuto il controllo dello Xinjiang in termini cinesi, che è il Turkmenistan orientale, una popolazione musulmana che aveva goduto di un suo status e poi è diventata anche un'autonomia, non c'era mai stato. Adesso succede lo stesso con il sud della Mongolia. Lì stanno avvenendo dei genocidi, perché se qualcuno ha dubbio di che cosa sto dicendo,
vada a vedersi la definizione di genocidio e a leggersi un po' di cose che sono state scritte, perché di genocidi ne abbiamo avuti esperienza negli ultimi 70 anni, soprattutto di uno, ma sta verificandosi lo stesso, la sterilizzazione forzata delle donne uigure, e attraverso delle cose atroci iniettano dei veleni perché rimangano sterili, con enormi sofferenze, o il trapianto di organi del Falun Gong, 100 milioni di cinesi che sono ritenuti troppo pacifici, troppo buddisti per essere convertiti al marxismo, o la sostituzione di popolazione in Tibet, che è avanzatissima, stanno eliminando le possibilità di sopravvivenza dei contadini tibetani, dei pastori, eccetera. Queste cose sono tecnicamente, politicamente, eticamente delle tappe di un percorso genocidario. Qui si stanno compiendo dei genocidi e ora basta con questa vergogna di non poter neanche dire, quando si parla di Cina, poterla chiamare Cina comunista, che è il suo nome, non poter neanche dire apertamente che esistono queste cose. Quindi non credo di dovermi spendere oltre per far capire qual è il mio punto di vista su queste tematiche. E anche di sottolineare, eccellenza, che questo virus è un virus cinese. Assolutamente sì, su questo noi abbiamo con il mio gruppo di lavoro del Comitato Scientifico, del Comitato Globale per lo Stato di Diritto, abbiamo presentato un rapporto sin dall'aprile scorso, in cui abbiamo lavorato su una cosa: la cronologia delle dichiarazioni o delle falsità o dei silenzi cinesi e dell'OMS, che è un'altra diramazione col suo direttore esecutivo, che è un etiope, quindi di un paese che vive dell'ossigeno che gli viene dato a seconda di come si comporta dal Partito Comunista Cinese. Ecco, e con un vicepresidente, tra l'altro cinese per l'appunto. Esattamente. Abbiamo fatto una cronologia che dimostrava come una cosa che poi è stata pubblicata, cioè non la nostra ricerca, che era di aprile, ma una settimana fa il Corriere della Sera, Milena Gabanelli, e l'ha fatto ancora ieri, ha fatto un'altra inchiesta su queste cose. Anche lei è tornata su una cosa che avevamo detto noi con questo gruppo di lavoro 6 mesi prima, cioè l'epidemia è scoppiata in modo documentabile l'1 e il 2 dicembre. È stata tenuta nascosta per 6 settimane in violazione di un trattato che si chiama International Health Regulation, il regolamento della salute internazionale, che era stato scritto per prevenire il ripetersi della SARS di 2 anni prima, SARS 2003, questo trattato 2005. La Cina ha ratificato questo trattato. I 174 paesi che fanno parte del trattato si obbligano l'uno con l'altro a comunicare a tutti gli altri qualsiasi caso di virus di tipo SARS, e il Covid lo è, che viene individuato entro le 24 ore. Cioè un giorno di tempo per comunicare il virus. La Cina di giorni ne ha presi 45 e ancora poi ha negato, ancora continua a negare, qualsiasi tipo di inchiesta internazionale, anche a scopi scientifici, a scopi di prevenzione e di cura di questa terapia, per capire da dove viene. Non c'è dubbio che la probabilità che il virus sia uscito dal famoso laboratorio di Wuhan, costruito nel 2013-2014 dai ricercatori francesi, che gli spiega perché Montagnier, poi contestato, è uscito con questa cosa, perché era parte di quel gruppo, che sia uscito da lì per sbaglio e abbia contaminato il mercato poi... Quindi queste cose, le responsabilità cinesi da un punto di vista legale sono chiarissime. La Cina è responsabile della diffusione, ma soprattutto della mancata prevenzione, mancato rispetto di prevenzione di contrasto della diffusione del virus. Sulla base di questo ci sono dei giuristi del Henry Jackson Society, un grande istituto di ricerca soprattutto legale di Londra, che hanno quantificato già a marzo scorso, hanno quantificato in 7
trilioni di dollari i danni che possono essere richiesti alla Cina dai paesi del G7, soltanto da questi, Ecco. e pensi poi il resto del mondo. Esatto. E adesso capisce, quindi c'è un quadro legale e le assicuro che ci sono già delle class action a diverso livello. I tribunali competenti, non direttamente su questo, ma in generale esiste una Corte internazionale di giustizia all'Aia che può sicuramente essere adita, ci si può andare, qualsiasi Stato delle Nazioni Unite può e l'Australia ha minacciato di farlo, per quello che è sotto questa pressione spaventosa da parte della Cina, ma anche poi ci sono tante altre giurisdizioni, per esempio l'Organizzazione Mondiale del Commercio è un'altra cosa, perché l'Organizzazione Mondiale del Commercio si occupa di sanità, si occupa Certo. di salute, di farmaceutica, di device, quindi e nei meccanismi giudicanti dell'Organizzazione Mondiale del Commercio c'è una possibilità. Poi esistono i tribunali nazionali e class action americane. Ha fatto fare un sacco di soldi a tanta gente. Optortocollo, le chiedo di fermarsi qui, ci torneremo su questo e altri temi la prossima volta, perché purtroppo, come paventavo, il tempo è volato via. Dalla regia mi dicono che siamo arrivati in chiusura di trasmissione, quindi purtroppo la devo fermare. Ma ci torniamo la prossima volta, eccellenza, sono ancora tanti i temi su cui disquisire insieme. Per intanto grazie di essere stato qui oggi. Grazie a lei, grazie alla regia e soprattutto agli ascoltatori che ci hanno seguito. Grazie, a prestissimo. Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito, grazie al nostro Giulio Carnelli in regia che oggi non avevo ancora salutato. Siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL. Grazie. Avete ascoltato Alto Mare. Non è facile pensare di